Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questa proiezione speciale di Matti da slegare, un titolo per certi versi mitico del cinema italiano, per il cinema documentario, per il significato in questo percorso basagliano, per l'importanza e la rilevanza sociale che ha avuto. Io sarò solo molto breve proprio perché faccio un saluto di benvenuto, perché accanto a me c'è Denis Brotto. Denis Brotto ha curato per noi la pubblicazione dedicata ai documentari di Marco Bellocchio, perché oggi, anche qua in maniera originale ma significativa, si intrecciano i destini delle nostre retrospettive di quest'anno. Da una parte l'omaggio a Franco Basaglia, dall'altro i documentari di Marco Bellocchio. Vi ricordo peraltro che Marco Bellocchio sarà con noi domenica. La masterclass è già tutta esaurita nel pomeriggio di domenica, lui sarà presente anche alle premiazioni serali, ma c'è anche la possibilità, c'è ancora un po' di posto per vedere uno dei suoi film più importanti, più riusciti degli ultimi anni, che è un documentario che si chiama Marx può aspettare e che per certi versi è molto legato anche ad alcune cose che vedrete a schermo, che insomma intrecciano di nuovo i destini della mente, del pensiero. Denis, lascio a te per l'introduzione, poi abbiamo anche un ospite speciale da chiamare dopo il film, sì. Vorrei però prima di tutto, se mi permetti, fare un grande applauso perché abbiamo qua uno degli autori di questo film, che è Silvano Agosti. Grazie Silvano di essere con noi. Grazie Silvano. Grazie. In effetti sì, io penso che Matti da slegare sia un film che non a caso io ho deciso che alle riprese del film ci fosse una persona che non sapeva nulla dell'Italia, era un greco, e io gli ho detto tu fai le riprese, per cui lui utilizzava una curiosità che era al di fuori da tutti i miti che si dicevano allora, no? Il matto, ma viene legato, viene punito, eccetera. Perché allora i manicomi erano dei luoghi di reclusione e tutti quelli che hanno avuto la possibilità di avvicinare Basaglia, compreso me, gli hanno detto tu vuoi chiudere i manicomi, ma guarda che è molto più importante se tu li metti fuori legge. Infatti lui ha ascoltato tutti questi che gli dicevano certo, fuori legge. Infatti in Italia il manicomio è fuori legge, non si può fondare un manicomio. Perché? Perché i manicomi erano diventati veramente dei luoghi di oltraggio. E mi ricordo con quanta commozione io ho ricevuto la confidenza di un cosiddetto, quello che alcuni chiamavano i mattacchioni, di un mattacchione. Avevo la confidenza che mi aveva detto quando medici e infermieri con la scusa di curarmi mi torturavano con l'elettroshock, io mi rifugiavo nella mia seconda ombra. E infatti io poi ho fatto un film su Basaglia intitolato La seconda ombra, perché mi aveva molto colpito questa storia del rifugiarsi nella propria seconda ombra, come se noi avessimo di noi stessi un territorio umano segreto che a nessuno è dato di oltraggiare, nel quale ci possiamo rifugiare, ed è appunto la dignità e l'immenso valore estetico, culturale e storico di ogni essere umano, cioè chiunque egli sia. Ecco, detto questo, ridò lo scettro. Yes. Grazie Silvano Agosti, il protagonista stamattina di una masterclass dedicata al suo cinema di poesia. A te Denis per introdurre. Grazie davvero a Riccardo Costantini per l'invito e a Silvano Agosti per queste parole. È un onore presentare questo film, farlo di fronte a uno degli autori e degli artefici è ancora più importante.
Dico due cose, ma ovviamente basterebbe quanto detto da Silvano Agosti per presentare al meglio questo film. Però ecco, ci tengo a dirlo anche da un punto di vista, come dire, di studioso, autore molto più, come dire, legato alla contemporaneità. Nel 75 non c'ero. Questo rimane ancora oggi un film estremamente vitale, estremamente, come diceva Silvano Agosti, un atto d'amore verso l'essere umano. E questa è la cosa più importante, credo, anche da condividere. C'è poi però un cotè, come dire, di creazione del lavoro, perché lo vedrete, i 4 autori, 3 sul campo, Rulli, Petraglia e Marco Bellocchio, e 1 al montaggio, Silvano Agosti, creano realmente una sorta di dialogo continuo, costante, aperto, con questi presunti matti, quelli che all'epoca appunto venivano definiti così. In realtà erano semplicemente persone con un differente modo di vedere le cose, modo di approcciarsi alla vita. E questo aspetto diventa l'elemento di contrattazione, il punto di vista costantemente da rinegoziare per capire che non c'è una normalità, lo sappiamo oggi molto più di allora. Ci sono tante forme di approccio all'esistenza. La cosa che poi viene fuori con grande forza è l'idea di stigma, l'idea di etichetta sociale che viene data a queste persone. Vengono chiamate nei modi più insolenti, appunto matti, ma anche disadattati, irrecuperabili, oppure, nella migliore delle ipotesi, parzialmente recuperabili. Insomma, un insieme di lemmi, un lessico che non dà dignità a queste persone. E i 4 autori del film capiscono che siamo di fronte a un caso di isolamento. Bisogna far uscire dai manicomi queste persone per ridare dignità a queste persone. C'è anche un aspetto di, potremmo dire, sfruttamento del lavoro, perché queste persone lavoravano all'interno dei manicomi senza sostanzialmente essere retribuite. Questo è un punto che viene fuori con molta forza nel film ed è un altro problema ulteriore. Concludo con un piccolo elemento così esplicativo sul titolo, perché è un titolo duplice. Noi parliamo di matti da slegare, ma in realtà il titolo duplice è Nessuno o tutti matti da slegare. E quel Nessuno o tutti proviene da una poesia di Bertolt Brecht, scritta in un anno molto significativo, il 1939. Prima con Silvano Agosti parlavamo del peso che ha avuto Hitler evidentemente nella storia europea. E nel 1939 Bertolt Brecht scrive una poesia, è una delle poesie di Swedenborg, che dice così. Dice: nessuno o tutti, o tutto o niente, non si può salvarsi da sé, o i fucili o le catene, nessuno o tutti, o tutto o niente. Ma questa poesia si apre con un verso che nel film non è riportato, nell'esergo del film non c'è, che è: schiavo, chi ti libererà? Ecco, di fronte a questo verso credo si capisca anche il punto di vista dei 4 autori. L'idea dei 4 registi è di incarnare questo principio di liberazione, in qualche modo un tentativo di andare oltre lo stigma, il pregiudizio, lo scherno con cui venivano derisi questi presunti matti, e anche la divisione sociale, la frattura sociale fra i presunti normali e coloro che vivevano all'interno di questi istituti. Credo sia un'operazione, quella di Bellocchio, Rulli, Petraglia e Agosti, ancora oggi unica, importantissima e alla base, come sappiamo, anche della legge 180 del 78, quella di Franco Basaglia. Buona visione. Bene. Buona visione a tutti.